Eder. Mech. Pallister. Ci troviamo in via Donadoni. Alle mie spalle c'è il 36 che è caratterizzato da un ingresso A, un ingresso B e un ingresso C. Sebastiano aveva l'egregio studio al 36A. Ci siamo sempre chiesti dove posteggia quella mattina Sebastiano, però dobbiamo valutare questo cancello che c'è proprio alla mia destra, perché alcune stanze del 36, non sappiamo naturalmente se è quella di Sebastiano, hanno la finestra che dà proprio su questo cortile. Sarebbe quindi interessante sapere se Sebastiano aveva modo di entrare in questo cancello o se aveva le chiavi. A proposito dell'egregio studio di via Donadoni che Visintin descrive come fosse la grotta del gigante, e che si addentra nella crosta terrestre, vogliamo dire definitivamente a Nozzi che l'egregio studio si trova al piano strada e che quella che Visintin descrive come la stanza più profonda quasi fosse una grotta nella grotta è solo la stanza che si affaccia sul cortile interno. Quindi egregio Nozzi, l'egregio studio laboratorio non ha 3 hall ma 3 mini stanze e 3 affacci al piano terra. Uno sulla strada, uno sulla chiostrina, uno sul cortile interno, niente quindi che... A differenza di altre, la chiamata delle 11:59:29 secondo codice operatore risulta trasferita ad altro numero. Sarebbe interessante capire se quest'altro numero è ancora la segreteria o se fosse il... Sembra dubbio che si tratti della segreteria.